Professore Emanuele Bellò, Schieson Trevigiano, cominciamo proprio da qui, da dove deriva questo nome? Allora, deriva dal nome dialettale del bagolaro schiacciasassi, Celtis australis. È un albero che viene dall'America, che veniva piantato davanti alle chiese, nelle piazze, per fare ombra durante le assemblee di villaggio, di quartiere, assemblee paesane. E con i rami di questo albero si fanno anche le fruste. È stato scelto questo nome perché lo Schieson, il primo, si proponeva di fustigare un po' i costumi e quindi la scuria e la frusta era proprio l'aggeggio più indicato. 300 anni di storia, questo è il più antico almanacco d'Europa. Ed è l'unico che viene fuori sempre in dialetto, l'unico. E da 30 anni lo fa, qui è un doppio anniversario, perché per me è il 30° anno che lo faccio, 330 per me. Ecco, come è nato, come si è evoluta questa pubblicazione? Diciamo che è sempre stata una pubblicazione a livello popolare, non ha mai avuto pretesi colti o aristocratici, ed è sempre mantenuto. Veniva fatta in 2 edizioni, una in almanacco, in libretto per la città, e una in infolio per la campagna, che veniva appesa alla porta della cucina della stalla per avere una visione dell'anno. I contadini non sapevano leggere, guardavano soltanto la luna. E ancora adesso, se guardate, si continua con l'edizione, quella grande. Si arriva anche a fare il planning, cioè la programmazione dell'attività dell'anno, semine, raccolti, eccetera. E la tradizione va avanti ancora adesso. Chi era il primo autore di questo Schieson? Allora, il primo esattamente era un prete agronomo che aveva fatto questo calendario per insegnare ai contadini a programmare le loro attività. Il primo che ha questo nome si chiamava Schieson di Casacorba, dal nome dell'albero che era davanti alla chiesa di Casacorba. Il secondo, quello che ha dato il nome di Schieson proprio, è Giovanni Pozzobonti, tipografo trevigiano. Ha continuato il figlio Schiesoncin, la moglie Schiesona, e poi avanti. E poi appunto via via da lì 41 sono stati poi gli autori che si sono succeduti. Sì, quelli sicuri, perché a volte usciva anche con 3 stamperie diverse, con 3 nomi, quindi sono di più. Cioè, 41 è il minimo, dopo ci sono tutti gli altri apocrifi, imitatori. E poi nell'ultimo secolo, dietro questo pseudonimo di Beppo Goppo da Casier, inventato da Augusto Serena, che era un insegnante, che aveva sentito da un venditore ambulante questo grido e l'ha preso come pseudonimo suo. Dopo di lui non si è più cambiato, è rimasto sempre Beppo Goppo da Casier. E dietro appunto questo pseudonimo anche dei nomi importanti, insomma, della cultura, della tradizione trevigiana. Beppo Maffioli, gastronomo, scrittore, regista, commediografo. Lui era il vero Beppo Goppo, perché abitava ad Osson, tra l'altro. Era proprio l'unico che ha impersonato veramente in tutte le sfaccettature questo personaggio. Sempre naturalmente in lingua veneta, in lingua trevisana. Sempre, lingua trevisana scetta, diceva lui, proprio la lingua naturale, come diceva Rusante, lo snaturale. Citerei proprio una battuta di Zanotti, diceva: il dialetto non può morire, quando non lo parlano più gli uomini lo parleranno gli uccelli. Questa è la battuta più bella che ci sia sul dialetto. Il dialetto fa parte, non so se lo sapete, anche gli animali hanno dei dialetti tra di loro. In provincia di Treviso il fringuello e il finco viene distinto fra quello al di là del Cansiglio e al di qua. Anche loro hanno due dialetti diversi, e se un imitatore cerca di attirarli col verso, se sbaglia verso non arriva il fringuello. Questa è una particolarità che pochi sanno. Anche gli uccelli hanno dialetti. La lingua della terra, non della campagna. La terra comprende anche la città, è la lingua della natura proprio originaria, che non ha intermediazioni, perché il dialetto si impara a casa, dalla madre, dal padre, dagli amici, non si impara a scuola, dai giornali o dai corsi di lingue. E questo resta, quindi quando tutto il resto passa, il dialetto resta.